Parliamo ora di un libro, un manuale accademico con molti spunti anche per le imprese impegnate nella competizione internazionale. L'autore è Arduino Paniccia, docente di economia internazionale. Abbiamo intervistato. È la competizione anche tra singoli individui che è diventata fortissima e quasi insostenibile. Ed è lì che dobbiamo attrezzarci, ed è lì che dobbiamo avere le idee, il pensiero. Non si tratta più o non solo della guerra guerreggiata, ma della competizione feroce sperimentata tutti i giorni da imprese ed individui, sul mercato, nella società, fuori dai confini nazionali. Trasformare il futuro, nuovo manuale di strategia scritto da Arduino Paniccia ed edito da Mazzanti Libri, scaricabile come ebook su tutte le piattaforme, non è un testo accademico. Raccoglie istruzioni per l'uso, per imparare ad orientarsi in un mondo stravolto e in Italia una strategia per il futuro manca. Naturalmente una revisione dei problemi interni è necessaria, perché abbiamo già perso circa il 20% del nostro apparato produttivo. Se continuiamo così per altri 2 anni è finita, ma anche il prossimo anno. Tenga presente però che non esiste una strategia vera senza l'esperienza. L'Europa è indebolita da regole superate come il Trattato di Maastricht, divisa tra nord e sud di fronte alla supremazia dell'Asia. Il nostro paese però potrebbe riconquistarsi uno spazio. I mercati per le imprese, il nostro sviluppo vanno esattamente in direzione opposta a quella dell'Europa del Nord. Sono l'Africa, il Medio Oriente, come dimostra il caso dell'Italia e i rapporti con i paesi arabi. Tutto quello che noi dobbiamo fare in futuro con le nostre imprese, per noi, per sopravvivere, per cavarcela, è esattamente il contrario della strategia che stiamo tenendo adesso. Spunti decisivi anche per le imprese venete. Nelle Dolomiti